Non si possono lanciare delle accuse e basta. Io credo invece che sia opportuno che il consigliere Gamba riguardi bene le carte. Questo progetto è stato presentato in conferenza dei capigruppo, forse lui era assente ed è legittimo anche che fosse assente, però è stato presentato. Dalla sua faretra il primo cittadino di Belluno estrae la sua prima freccia che punta dritto contro il capogruppo della lista Belluno e di tutti, Paolo Gamba, che ai nostri microfoni ha sollevato dubbi di irregolarità procedurale per l'individuazione dei soggetti destinatari di contributi, partner del progetto InLab. Dalle carte si può, come possiamo dire, evincere in modo piuttosto chiaro come sono stati scelti i partner, e cioè con un avviso pubblico. Abbiamo preso dei partner quindi che erano stati selezionati quindi attraverso una commissione e quindi c'è un iter amministrativo assolutamente trasparente. Io, spiega Massaro, rispondo per il comune. Il lavoro fatto per dare il via a questo importante progetto è stato scrupoloso. Abbiamo vinto il bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il comune di Belluno è capofila. C'è un bando di Cariverona che quindi chiede chi vuole partecipare, tra l'altro è il comune capofila, non è un soggetto privato come dice Paolo Gamba, basta vedere la delibera. E noi facciamo a nostra volta dei bandi attraverso cui selezioniamo i nostri partner volta per volta. Precisa Massaro, ho fatto il consigliere d'opposizione, il ruolo del controllo è legittimo e sacrosanto, ma ci sono dei limiti, non ci sono risorse pubbliche date al privato. Bisogna però sempre distinguere quando si è in opposizione fra la critica, che ci sta ed è giusto che noi veniamo criticati e veniamo sempre spronati anche a fare meglio in termini anche proprio di modalità di azione amministrativa, dalla accusa invece di fatti che sono gravi ed infamanti. Io rispondo che bisogna prendere e andare in Procura della Repubblica, e io quando ho avuto dei dubbi in passato ed ero consigliere di opposizione non andavo sui giornali, non andavo in televisione ad accusare qualcuno, ma chiamavo chi è deputato a farlo, a fare un controllo effettivo per vedere come sono andate le cose.